Colombano era un uomo diverso dagli altri, un uomo che portava dentro di sé un grande fuoco. Veniva da una terra lontana e verde, l'Irlanda, dove la natura era selvaggia e il mare aveva una voce profonda. Fin da giovane sentiva nel cuore una voce che lo chiamava lontano, una voce che non poteva ignorare. La chiamava Dio, la chiamava libertà, ma sapeva solo che doveva seguire quella voce. Quando era poco più che un ragazzo, una donna di grande fede lo mise alla prova. «Fuggi», gli disse, «lascia questa terra, cerca qualcosa di più grande della vita che conosci». Quelle parole colpirono Colombano come una folgore. Lui capì che non poteva restare fermo, non poteva continuare a vivere senza rispondere a quel richiamo. Così lasciò la sua casa, lasciò la sua famiglia e partì per seguire il suo sogno. Colombano attraversò terre e mari, portando con sé solo poche cose e un cuore colmo di fede. Ogni passo lo avvicinava a Dio, ogni passo lo allontanava dal mondo e dalle sue distrazioni. Si fermò in Gallia, un luogo nuovo, dove fondò un piccolo monastero in mezzo ai boschi. Amava la solitudine e spesso si ritirava da solo nel deserto per pregare. Si sentiva vicino a Dio, come se ogni albero e ogni ruscello fossero un segno della sua presenza. Ma Colombano non era solo un uomo di preghiera, era anche un uomo di coraggio, uno che non aveva paura di parlare. Parlava ai potenti, ai re, ricordava loro che il potere doveva essere giusto e buono. Le sue parole erano forti, come colpi di martello. A volte i re si arrabbiavano, ma Colombano non si fermava. Sapeva che doveva dire la verità, sempre, anche quando faceva male. In Gallia fondò altri monasteri, luoghi dove uomini come lui potevano vivere in silenzio e preghiera. Vivevano con regole molto severe e alcuni pensavano che fosse troppo duro, ma lui credeva che solo così si poteva purificare il cuore e avvicinarsi a Dio. La vita nei suoi monasteri era semplice, fatta di preghiera e lavoro, di lunghe giornate passate tra libri e silenzi. Ma il cuore di Colombano era sempre in cammino. Sognava di andare oltre, di portare la parola di Dio in terre sconosciute. Passò in Svizzera, attraversando montagne e fiumi, sempre con lo sguardo rivolto avanti, come un pellegrino senza una meta. Gli angeli sembravano guidarlo e lui seguiva la loro luce con fiducia. Infine arrivò in Italia, dove fondò il monastero di Bobbio, in una valle circondata dalle montagne. Questo divenne il suo ultimo rifugio, il luogo dove avrebbe lasciato il mondo. Bobbio era un luogo di pace, un luogo dove si poteva sentire la presenza di Dio nel canto del vento e nel rumore dell'acqua che scorreva nel fiume. Qui Colombano continuò a pregare, a insegnare, a guidare i suoi fratelli con la stessa forza di sempre. Era amico degli animali e si dice che le creature del bosco lo circondassero come un vecchio amico. Ogni animale sembrava riconoscere la bontà che lui portava nel cuore e lui trovava nella natura la pace che Adamo aveva conosciuto nel giardino dell'Eden. Ma anche a Bobbio, Colombano sapeva che la sua vera casa era altrove, in un luogo invisibile, un luogo di luce e di pace. Quando sentì che il momento era vicino, si ritirò in preghiera, con il cuore sereno, come un pellegrino alla fine del viaggio. Con un ultimo respiro, Colombano chiuse gli occhi e finalmente trovò il riposo eterno, tornando al Padre. Ora riposa nella sua amata Bobbio
E chi lo ricorda sente ancora la sua voce nel vento, la voce di un uomo che non si fermava mai, un uomo che ha cercato Dio con tutto se stesso. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.